Benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Mondello, hanno vinto la Sicilia e lo Stato di diritto. Non nasconde il suo entusiasmo il deputato regionale Lavardera per la revoca della concessione della gestione della spiaggia dopo 116 anni alla società italo-belga. La regione ha rilevato rischi di infiltrazioni mafiose. L'azienda ricorrerà al TAR. Ha lasciato il segno la partecipazione di Monsignor Lorefice alla 43esima marcia antimafia di 5.000 persone da Bagheria a Casteldaccia. L'arcivescovo di Palermo: liberare le città da ogni forma di criminalità. Gela scioccata per la martellata di uno studente a un compagno di classe, determinante per impedire che l'aggressione finisse in tragedia. L'intervento di un insegnante è rimasto ferito. Corsa contro il tempo a Niscemi, a un mese dalla frana, ancora a rischio isolamento. Ora il Ministero delle Infrastrutture vara un piano per l'emergenza viaria. Il capo della Protezione Civile siciliano in comune. San Fratello, la gente è andata via in tutti questi anni. Il sindaco Princiotta esprime amarezza per la fuga dal suo paese colpito da 2 frane in 13 anni senza interventi di sicurezza definitivi. Nuovo crollo anche a Licata, una collina si sbriciola e distrugge la strada comunale. A Palermo i vigili del fuoco raccontano agli studenti in Piazza Verdi il loro faticoso e decisivo impegno, che dura da 87 anni, nell'affrontare incendi e calamità. A Sanremo stasera cover e duetti, tra poco con noi Sal Da Vinci. Calcio, Catania incerottato a Salerno. Mimmo Toscano, l'allenatore, deve fare i conti con diversi giocatori in non perfette condizioni fisiche. Sicuro assente l'attaccante forte. Bentrovati. Mondello, la regione revoca dopo 116 anni la concessione della spiaggia all'immobiliare italo-belga. Gioisce Lavardera e gioiscono molti palermitani, ma la spiaggia adesso non sarà immediatamente libera, come in tanti credono e sperano. Maglio Viola. Stop alla concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga. Dopo ben 116 anni continuativi in varia forma e con diversi rinnovi, la Regione ha deciso di revocare la concessione per gravi violazioni contrattuali. Una decisione inattesa per la quale gioisce il deputato regionale Ismaele Lavardera, autore di una vera e propria guerra a tutto campo all'azienda che, sempre per le denunce di Lavardera, si trova adesso commissariata dalla prefettura nell'ambito di una procedura per espellere i rischi di infiltrazione mafiosa. Oggi vince la Sicilia, vincono i palermitani, vince lo Stato di diritto. La Regione e il Comune facciano presto per individuare i concessionari privati che si possano prendere cura di Mondello, perché io sono per un pezzo libero e un pezzo a più privati per alzare il livello del servizio. Ed è proprio Lavardera ad aprire il nuovo capitolo, quello che coglierà di sorpresa i palermitani che gioiscono sui social. La revoca della concessione non vuol dire che la spiaggia sarà libera, ma solo che sarà affidata ad altri soggetti privati diversi. Intanto però la stagione balneare di quest'anno è a rischio. La italo-belga ha 60 giorni di tempo per rilasciare il lido ai fabbricati balneari. Alla Regione ne resteranno pochi per assegnare mini concessioni trimestrali solo per il 2026 a chi dovesse ottenerle, e queste società che avranno le concessioni dovranno far tutto in meno di un mese per attrezzare la spiaggia, sempre che nel frattempo la italo-belga non ottenga una sospensiva dal TAR, al quale annuncia già che si rivolgerà da subito. No alla mafia, sì alla legalità. Chiara e forte la voce che ha risuonato alla 43esima marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia. 5.000 i partecipanti. L'arcivescovo di Palermo Lorefice dice: liberare le città da ogni forma di criminalità. Giusy Lazzara. Una marcia antimafia con 2.000 persone, molti giovani e alunni delle scuole, da Bagheria a Casteldaccia, 6 chilometri sulla strada dei Valloni. Per anni terra di mattanza e via di fuga dei killer. Da 43 anni il centro studi dedicato a Pio La Torre, ucciso dai boss nel 1982 a Palermo,
promuove questa manifestazione popolare per diffondere i valori di pace e democrazia. In cammino anche l'arcivescovo di Palermo Lorefice, che non vuole tacere ma alzare la voce contro ingiustizia e illegalità. Arriva a noi l'esigenza di una città umana liberata da ogni forma di violenza, di oppressione, da ogni forma di mafia, e quindi ascoltiamo il grido dei giovani e ringraziamo tutti gli adulti che oggi ancora hanno la capacità di gridare no ad ogni forma di mafia. E in questo territorio crocevia di violenza, che nel tempo è diventato luogo di riscatto, arriva un segno forte per dire no alla presenza della criminalità che si insinua nel nostro quotidiano. I mafiosi frequentano le nostre stesse palestre, i nostri bar, i ristoranti, i luoghi dove ognuno di noi vive. Dobbiamo avere la capacità di riconoscerli e isolarli. E poi ci sono loro, i più giovani, che portano una ventata di energia nel lungo percorso verso la legalità. Gela, una brutta giornata ieri che lascia segni profondi nella comunità scolastica. Dopo le martellate di uno studente a un compagno di scuola, la dirigente del Majorana rompe il silenzio. Nessun bullismo, dice, è stato un gesto improvviso. Ora serve, aggiunge, responsabilità e dialogo. Gerry Italia. Ha parlato con il ragazzo che si è reso protagonista di questo gesto, che impressione le ha fatto? Ma anche lui è un bravo ragazzo, un ragazzino. Ieri gli ho detto: ma cosa hai fatto? Potevi venire da me a parlarne, avremmo risolto nella maniera corretta. Se qualche screzio c'è tra te e il tuo compagno, chiamando le famiglie, facendole intervenire, perché non si risponde assolutamente mai con la violenza. Determinante ieri, per fortuna, l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze peggiori. Per fortuna il docente è stato prontissimo, perché nel momento in cui ha notato quello che stava accadendo è stato fulmineo a frapporsi in mezzo tra i due studenti ed evitare l'irreparabile. Oggi si riunirà un nuovo consiglio di classe straordinario, scatteranno dei provvedimenti disciplinari, ma sarà soprattutto un momento di confronto con studenti e famiglie. Alle famiglie vorrei dire: fidatevi dell'istituzione scolastica, collaborate con noi, se vedete che i vostri figli hanno bisogno utilizzate lo sportello d'ascolto, venite a parlare con noi, perché solo se ci coalizziamo, se lavoriamo in sinergia, possiamo evitare che lo possa portare ad esplodere in maniera così inaspettata e improvvisa. Ma la movida a Palermo, la polizia ha denunciato per danneggiamento 5 giovani accusati di aver partecipato a dei tafferugli scoppiati fuori da un disco pub dopo che avevano cercato di entrare gratis nel locale. Niscemi, un mese dopo la frana, restano interrotti i collegamenti e la città è a rischio isolamento. Al Ministero delle Infrastrutture parte adesso il piano per uscire dall'emergenza viaria tra cantieri, commissari e tempi stretti. Il capo della Protezione Civile siciliano è in comune. Gerry Italia. Una città spezzata, imprese in difficoltà e collegamenti vitali compromessi. È la fotografia di Niscemi dopo gli eventi franosi del 25 gennaio scorso. Per affrontare l'emergenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è riunito il tavolo tecnico convocato dal ministro Matteo Salvini, con la partecipazione del presidente della regione Renato Schifani, dell'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme e del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Un confronto serrato per sbloccare rapidamente gli interventi più urgenti. Al centro del piano la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade provinciali 82 e 35, grazie a un progetto già esecutivo predisposto da ANAS del valore di circa 8 milioni di euro. L'obiettivo è far partire i lavori in tempi rapidi attraverso la nomina di un commissario straordinario. Bisogna intervenire subito per non isolare Niscemi e non fermare le imprese del territorio, ha ribadito Salvini, sottolineando la necessità di accelerare ogni procedura. Dello stesso avviso anche il sindaco Conti, che ha evidenziato le gravi difficoltà quotidiane per cittadini, studenti e lavoratori costretti a lunghi percorsi alternativi. Ma l'intervento sull'SP 82 e 35 è solo il primo passo. È stato infatti aperto un dossier su tutte le strade danneggiate, mentre emerge con chiarezza un dato allarmante: in alcuni tratti sarà necessario realizzare una viabilità completamente nuova, perché quella esistente non potrà più essere recuperata. Particolarmente critica la situazione della SP11, gravemente compromessa e destinata a interventi di lunga durata. Una corsa contro il tempo tra sicurezza, mobilità e sviluppo. Per Niscemi la sfida è trasformare l'emergenza in ricostruzione prima che l'isolamento diventi una condanna permanente.
Altri crolli in Sicilia, tanti cittadini di San Fratello sono partiti, se ne sono andati a causa della frana. Il sindaco del comune in provincia di Messina, colpito da 2 smottamenti in 13 anni, torna ai nostri microfoni sui crolli che hanno messo in ginocchio il paese in 13 anni, anche dal punto di vista economico. Marco Cullà. 2 frane che hanno spezzato in 2 il centro abitato. San Fratello, nel Messinese, vive da 16 anni una situazione di emergenza permanente simile a quella che sta attraversando oggi Niscemi. Una zona rossa che sembra non finire mai. Nel 2010 circa 1500 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case. Poi, nel 2023, un nuovo smottamento, senza che a oggi sia stato completato un intervento definitivo di messa in sicurezza. Frane che hanno colpito duramente anche il tessuto economico e commerciale del paese. C'è chi ha dovuto chiudere la propria attività e trasferirsi altrove. Anche dal punto di vista economico, perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali di San Fratello e quindi per l'accesso al nostro centro cittadino, dove tutte le attività commerciali, anche se non direttamente colpite, oggi ne stanno avendo grossi danni dal punto di vista economico, perché i flussi ovviamente economici si sono ridotti in maniera importante. Nonostante ristori e indennizi, molti degli sfollati dopo la frana del 2023 hanno scelto di lasciare definitivamente il paese. Ma tra i residenti resta una domanda: perché dopo lo smottamento del 2010 non sono stati realizzati interventi strutturali di prevenzione? Se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto, perché voglio dire, è una pietra, non stiamo parlando dell'Oceano Indiano e fare le dighe o fare un ponte sullo stretto. Era una pietra che si poteva benissimo arginare, sistemare e non arrivare a questo punto. Ma la terra torna a cedere anche a Licata, nell'Agrigentino. Incontrata a Nicolizia, una frana ha distrutto un tratto di strada già compromesso, trascinando detriti a valle e bloccando l'accesso alla caletta. Davide Sardo. Un boato nella notte, poi la collina che si stacca e scivola verso il mare. A Licata, nuova frana in contrada Nicolizia. Lo smottamento ha completamente distrutto la carreggiata, già gravemente danneggiata dai cedimenti degli anni scorsi. Il movimento franoso ha trascinato a valle un ampio fronte di terreno, invadendo la strada comunale con detriti e fango e bloccando di fatto anche l'accesso alla caletta sottostante. L'area interessata è la stessa dove il transito era già stato interdetto per precedenti smottamenti. Immediata la macchina dei soccorsi. Il Comune si è attivato con la protezione civile guidata da Toni De Marco. Tecnici e operai hanno raggiunto la zona e posizionato transenne nei 2 punti di accesso alla strada che collega alla provinciale nei pressi della discesa per Mollarella. Un intervento necessario per circoscrivere e mettere in sicurezza l'intera area. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti. L'amministrazione ha già trasmesso una segnalazione alla Genio Civile di Agrigento. Nelle prossime ore sono previsti nuovi sopralluoghi per valutare l'entità del danno e individuare gli enti competenti per gli interventi successivi. Il Corpo dei Vigili del Fuoco festeggia i suoi primi 87 anni. Oggi è una giornata storica e per celebrare il ruolo del pompiere ci sono state manifestazioni in diverse città siciliane. Festa con gli studenti in piazza a Palermo. Marco Cullà. Nessun salvataggio rischioso, nessun incendio da domare, ma oggi la missione dei Vigili del Fuoco è quella di parlare ai tanti studenti accorsi in massa in Piazza Verdi a Palermo. Vi spieghiamo cosa facciamo. I Vigili del Fuoco raccontano il loro mestiere nel giorno in cui si celebra la ricorrenza della fondazione del Corpo, avvenuta il 27 febbraio 1939. Eventi in diverse città siciliane, da Palermo a Catania. Si celebra il pompiere. Il nostro impegno nella società, nella comunità è quotidiano, nel soccorso pubblico, nell'attività di prevenzione, nell'attività di vigilanza che espletiamo, ma è importantissimo l'attività di formazione, informazione e divulgazione della sicurezza che facciamo in generale, ma soprattutto ai piccoli. Lui invece è Paco, addestrato per interventi particolari. Ci sono dei cani da ricerca e soccorso, sia in macerie sia in superficie.
si occupa di persone sepolte, causa crolli, causa terremoto magari sotto le macerie, oppure in superficie di persone disperse, fanno questo tipo di lavoro. A Catania le celebrazioni si sono aperte nella sede centrale del comando provinciale, poi tappa al teatro Vincenzo Bellini con la proiezione di filmati e immagini storiche e di attualità, oltre all'esibizione musicale dell'orchestra dell'Istituto Turrisi Colonna di Catania. A Cireale, al centro della cultura tra musica, cinema e teatro. Dal 2 al 31 marzo un programma di eventi che valorizzeranno il territorio. Giusy Lazzara. Marzo, il mese della cultura. A Cireale apre le porte agli eventi con musica, teatro, cinema e incontri letterari. Il cartellone dal 2 al 31 marzo proporrà un articolato programma di eventi per un percorso condiviso che mette al centro partecipazione, dialogo e valorizzazione delle energie culturali del territorio. Noi dedichiamo marzo giusto per concentrarci e avere una sintesi di manifestazioni, ma lo possiamo fare solo grazie non solo agli uffici, a chi ci ha lavorato, ma anche a tutte le associazioni culturali che sono presenti nella città. Un'occasione per far ripartire il dialogo e lo scambio culturale. Nel mese di marzo emblematicamente l'amministrazione comunale vuole scommettere su questo stimolo che vuole dare alla città, dal quale, devo dire, questo è adesso una conferma, dal quale stimolo arrivano riscontri notevoli, positivi. La manifestazione è organizzata tra gli altri dalla città di Cireale in collaborazione con la regione siciliana, lo sportello spettacolo e la città metropolitana di Catania. Teatro Riccardo III di Shakespeare allo Stabile di Catania fino al 1 marzo nella riduzione e nell'adattamento di Angela De Mattei. Orazio Longo. Tu non diventerai il re. Ora l'inverno del nostro scontento è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York. Così si apre la tragedia shakespeariana che racconta l'ascesa e la repentina caduta di Riccardo III in un vortice di complotti, tradimenti e violenza politica. A portarlo in scena a Catania, al Teatro Stabile, è l'attrice Maria Paiato. Margherita! Riccardo! Questa voglia di mettersi nei panni di un uomo, di lavorare nel maschile, non è, ce l'ho spesso, mi è capitato, io ho anche realizzato altri personaggi maschili, ma questo in particolare lo dice poi la sua storia, no, teatrale, un personaggio che tutti i grandi attori di teatro maschi hanno affrontato per il suo fascino. Ambientata sullo sfondo della Guerra delle Due Rose, l'opera conclude la tetralogia minore di Shakespeare. Al centro della vicenda la figura magnetica di Re Riccardo, una figura affascinante, ironica, seducente, ma spaventosamente lucida, lo descrive Andrea Chiodi nelle note di regia. Riccardo è sicuramente il fascino del male, un male che è terribile ma allo stesso tempo riesce a conquistare, a sottomettere, a soggiogare e, ahimè, quanto è attuale, quanto è vero. Lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, dal Teatro Nazionale di Genova, dal Teatro Biondo di Palermo e dal Teatro di Roma, Teatro Nazionale. In marcia con me! Musica adesso, nuova serata stasera del Festival di Sanremo, quella delle cover dedicata ai duetti, e noi ci colleghiamo in diretta con Sanremo con Emanuela Corsi. A te Emanuela. Sì Michele, eccoci qui davanti come sempre all'Ariston per il nostro appuntamento. Alle nostre spalle intanto c'è una protesta dei balneari liguri che dicono no alla direttiva europea Bolkestein, ma torniamo invece a quella che è la gara. Questa sera dicevamo la serata dei duetti, saliranno sul palco tutti e 30 i big, accompagnati naturalmente da dei partner, chi appunto del mondo della musica, chi anche scelto dal mondo della danza e via dicendo. Noi abbiamo sentito Sal Da Vinci, che questa sera si esibirà sulle note di 5 giorni assieme naturalmente a Michele Zarrillo. Mentre siamo a RTL 102.5 con Sal Da Vinci, parte il saluto all'Antenna Sicilia Telecolor.
Ciao Antenna Sicilia, siete nel mio cuore, anzi tutta la Sicilia nel mio cuore, non vedo l'ora di venirvi a trovare. Intanto noi ci vediamo questa sera per la serata delle cover e poi domani sera la finale. Saremo io e te per sempre, legati per la vita. Senza te non vale niente. Io te lo prometto. Si prospetta una serata non solo di grande musica ma anche di grande spettacolo con i duetti. Vi ricordo che è aperto anche il voto, quindi si potrà scegliere il vincitore sia con il televoto, con poi naturalmente il parere della giuria delle radio e della sala stampa TV e web. È una gara nella gara e probabilmente questa serata potrebbe registrare anche degli ascolti più alti. A proposito di questo, Michele, vi dico anche che la terza serata è stata la più vista di questa edizione, ha registrato uno share del 60,6%, però con 9 milioni e mezzo di telespettatori. Il momento più visto è stato quello dell'ingresso della star della musica internazionale Alicia Keys, che si è esibita assieme ad Eros Ramazzotti sulle note dell'Aurora e poi con la sua canzone Empire State of Mind. Il comune ligure è pieno di gente, tutti in attesa di questa grande finale. Noi abbiamo sentito qualche voce, ve la proponiamo e poi linea allo studio. Siete in vacanza? Siamo in vacanza. Da dove venite? Da Bergamo. Siete venuti apposta per il festival? Sì. Ma lo state seguendo all'Ariston oppure? Fuori. E chi lo vince questo festival? Arisa per me. C'è qualche canzone comunque che vi ha... DJ Axe. Ti piace? Sì, com'è? è orecchiabile. Allegra? Sì. Ok. E secondo te chi potrebbe vincere il festival? O Serena Brancale o Fedez e Masini. E chi state aspettando? Non lo sappiamo. Qualcuno c'è senz'altro comunque dentro. Quindi voi vi appostate? Ci appostiamo in attesa. In attesa. Potrebbe anche non venire nessuno, come potrebbe uscire. Siamo sempre in attesa. Ma non lo sapete quindi chi alloggia qui? Elettra. C'è Elettra Lamborghini. Dovrebbe uscire Elettra Lamborghini. C'è chi sono? Da Vinci. Le piace Sal Da Vinci, signora? Tanto. Vorrebbe che vincesse questo festival? Sì. Sì. E anche oggi, in attesa delle cover di stasera, le nostre voci da Sanremo. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio sentiremo l'allenatore del Catania Toscano a proposito della prossima sfida con la Salernitana. Vi aspetto. Calcio ha parlato pochi minuti fa Mimmo Toscano, l'allenatore del Catania, ha anticipato a oggi, a venerdì, la consueta conferenza stampa di vigilia della partita. Il tecnico deve fare i conti con le condizioni non buone di alcuni giocatori, tra cui Forte, che non sarà disponibile per la gara di Salerno. Francesco Triolo. Strada facendo, cantava Baglioni, sarà questa la colonna sonora che accompagnerà il Catania e Mimmo Toscano, soprattutto verso la trasferta di Salerno. Strada facendo, in treno, il tecnico analizzerà la situazione, verificherà gli ultimi dettagli venuti fuori dall'ultimo allenamento di questa mattina e poi dalla rifinitura, e potrà decidere la formazione da schierare domenica contro la Salernitana, che si presenterà con il nuovo allenatore, un Serse Cosmi carico e voglioso di dimostrare che non è affatto bollito, lo ha detto a chiare lettere. Come cambierà la Salernitana il dilemma? Probabile la difesa a 3. Non dobbiamo pensare alla partita che dobbiamo fare noi. Come fare le cose fatte bene. Sarà una partita di livello, perché sono due squadre di livello. Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, per arrivare prima. Out Forte, lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra, recita la nota del Catania. L'allenatore deve fare i conti anche con le condizioni non proprio buone di Celli e Rolfini, che comunque saranno a disposizione, così come Caturano. Non è escluso nulla, neppure la possibilità di un falso 9 con Lunetta o Bruzzaniti a sostegno. Di Gennaro, Cicerelli e Di Tacchio sono tornati in gruppo, ma è presto per capire se potranno essere utilizzati. Deciderà il tecnico sulla base di quanto dirà lo staff medico. La cosa più importante non è chi
scenderà dal primo minuto in campo. Ma noi abbiamo una caratteristica ben precisa, che è stata una costante per tutto il campionato, che chi è partito dall'inizio e chi è subentrato ha fatto sempre bene e ha determinato. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.